Dopo l'inchiesta sull'inquinamento delle acque da PFAS, noi di Vicenza Più siamo di nuovo in centro città per chiedere ai vicentini che cosa ne pensino della nuova mozione di Sergio Berlato, proposta e approvata per il momento in Consiglio regionale, sul volto coperto nei luoghi pubblici. Esiste già una normativa a livello nazionale, infatti, che proibisce di girare con il volto coperto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ciò che l'esponente di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, propone è che si estenda questa normativa al velo e al burqa. Credo che alla fine sia un problema di natura sia culturale sia anche di tipo sociale, nel senso che l'aspetto culturale va certamente rispettato. Queste popolazioni hanno indubbiamente le loro tradizioni che però ovviamente mal si conciliano con le esigenze di sicurezza che ultimamente si sono, diciamo così, maggiormente rivelate più importanti di quelle culturali. Per cui l'ordinanza sotto questo punto di vista è coerente e conforme alle esigenze di sicurezza che certamente in questo momento sono prioritarie. L'aspetto culturale va ovviamente sacrificato e messo in secondo piano rispetto a questo, per cui dal mio punto di vista l'ordinanza è più che condivisibile e rispecchia un po' i tempi che stiamo vivendo. Per cui diciamo che non si può assolutamente andare contro le esigenze che in questo momento vanno rispettate, che sono quelle di garantire la tutela della collettività anche alla luce dei recenti eventi che certamente hanno particolarmente segnato le persone e che gli amministratori hanno il dovere di tenere in prima considerazione. No, io penso che ognuno è libero di vestirsi e fare quello che vuole, ecco. Poi non so se ci sono delle disposizioni da parte del Presidente della Regione, queste non le conosco, sinceramente non vivendo qui nel Veneto. Praticamente Sergio Berlato sostiene che sia una questione proprio di sicurezza. Allora volevamo chiederle quanto per lei finisce la sicurezza e inizia una questione culturale oppure si tratta effettivamente di una questione di sicurezza. Effettivamente se è una questione di sicurezza sono d'accordo che la gente vada in giro senza casco o a viso scoperto per farsi riconoscere. D'accordo a tutte le leggi che emana Sergio Berlato, perché in Italia bisogna mostrare il volto per agevolare gli agenti di polizia a riconoscere le persone in questi momenti e periodi di terrorismo. Non lo trovo giusto perché comunque si deve rispettare l'essere umano, il coprirlo non ha nessun senso, non fa parte della nostra cultura, non fa parte delle nostre abitudini, per cui per noi è inconcepibile tutto questo, difficile anche dare un giudizio io credo, perché non conosciamo certe culture per cui non ci viene spontaneo, ecco. Neanche dare un consenso. Neanche pensarlo per noi occidentali, credo. Quindi lei reputa che sia una questione di sicurezza, proprio come è citato nella estensione della normativa, o anche una questione culturale? Ma più una questione culturale che di sicurezza, perché secondo me è proprio un discorso culturale che non c'entra proprio, per cui facciamo fatica. Noi occidentali sicurezza o no, non metteremo mai un velo, per cui facciamo fatica anche a vederlo addosso a un'altra donna. Io da donna trovo difficile comprendere questo tipo di atteggiamento e che comunque loro stesse si adeguino, perché non è nella nostra mentalità. Non lo so io cosa dico, sai, comunque noi musulmani voleva obbligo questa, solo una foulard, non è niente, non è di terrorista, non è altre cose. Comunque noi musulmani donne voleva obbligo per fare quelle foulard e burqa. Qualcuno tiene il Corano, chi ha la legge Corano, tanto morire come di capisci tutto, loro usano foulard, tutto la coprire fascia. E altrimenti no, che come volete. Invece io rispetto il mio Corano, comunque qua in Italia non è legge per coprire tutta la faccia, per questo noi solo copro testa, anche tutto il corpo. Si conclude così un'intervista molto interessante, sia perché abbiamo scoperto pareri diversi
dei cittadini di Vicenza, sia perché abbiamo incontrato chi è sceso a compromessi con la nostra cultura, pur credendo molto nella propria fede e abbassando un po' il velo per venire incontro alla sicurezza italiana. Continuate a seguirci per scoprire le prossime interviste di Vicenza Più.